Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, per raccontarvi ancora una volta le notizie dalla nostra regione. Prima di tutto una notizia di servizio, ovvero che alle 12:30, come ogni giorno ormai da qualche settimana a questa parte, vista la gravità dell'emergenza, il presidente Luca Zaia sarà in collegamento dalla sede della Protezione Civile a Marghera con noi, quindi dalle 12:30 in poi tutto il punto sull'emergenza coronavirus con Luca Zaia. Trasmetteremo anche su Facebook, su YouTube, sui nostri social, tutta la conferenza in integrale. Allora, l'altra notizia della giornata è naturalmente il fatto che Vicenza si prepara a dare l'ultimo saluto a Paolo Rossi, che ha chiesto prima di morire proprio di poter ricevere l'addio dai suoi amici, dai suoi tifosi, dalle persone che gli hanno voluto bene nel capoluogo berico, al quale era legato sia da un vincolo sportivo che da un vincolo umano, entrambi molto forti. Il feretro, sappiamo, arriverà fra poco proprio a Vicenza, allo stadio Menti, dove questo pomeriggio chi gli voleva bene, chi vuole tributargli un saluto, potrà fare un passaggio per salutare Paolo Rossi. Noi siamo già collegati con Vicenza. Chiedo però alla regia, no, ecco, abbiamo perso in questo momento il collegamento. Fra pochi istanti state con noi perché saremo collegati con Vicenza per capire come procedono le operazioni preliminari all'apertura della Camera Ardente. Poi ricordiamo che domani ci sarà la messa in cattedrale, cioè le esequie nella cattedrale di Vicenza, e noi saremo a Vicenza per seguire se ci sarà qualcuno che vorrà parlare, se ci sarà qualcuno che vorrà lasciarci un messaggio. Saremo in città per sentire cosa pensano i vicentini, i tifosi, gli amici di Paolo Rossi. Poi ne parleremo nel Focus TG di pranzo. Questo pomeriggio invece, a partire dalle 15, saremo qui su Rete Veneta, canale 18, in edizione straordinaria per farvi vedere, per farvi sentire cosa dicono le persone, comuni cittadini, ma sicuramente anche campioni del calcio e dello sport, che passeranno alla Camera Ardente al Menti per un saluto al campione che ci ha lasciato. Allora, non vediamo ancora collegamenti da Vicenza, quindi cominciamo un po' a vedere quello che ha preparato la nostra redazione berica su questo argomento, e prima di tutto vediamo quella che potrebbe essere la copertina di questa edizione del Focus TG dedicata proprio a Paolo Rossi. Per me Vicenza, lo sapete, rappresenta una cosa di cuore, perché è così, perché ci ho giocato, ho fatto anni davvero incredibili qua, e poi ci ho vissuto per tantissimi anni, quindi diciamo che è stato un rapporto del quale, devo dire, forse probabilmente indissolubile, cioè che non scomparirà mai. Questa era la copertina che la nostra redazione di Vicenza ha dedicato a Paolo Rossi, ma ci siamo mossi subito non appena si è diffusa la notizia della scomparsa del campione che, lo ricordiamo, a Vicenza aveva lasciato un pezzo del suo cuore, e lo conferma anche il bene che gli vogliono i vicentini, non solo i tifosi, proprio la città. Allora, vediamo le prime reazioni da parte del sindaco e delle persone della città alla notizia della morte del campione. Anche gli dei del pallone cadono, ma poi si rialzano.
nel ricordo di chi li ha amati, di chi li ha seguiti, di chi li ha applauditi. Paolo Rossi resterà per sempre nell'Olimpo del calcio, lui col suo pallone d'oro, coi suoi gol, col suo mondiale dell'82. Anni mitici, anni lontani che Pablito ci ha lasciato nel giorno in cui se n'è andato. Vicenza, la sua città elettiva, non vuole, non può dimenticarlo. Proprio a febbraio scorso avevamo conferito la cittadinanza onoraria, ne diamo poche per la verità a Vicenza e diciamo lui è un simbolo per Vicenza che perdiamo, che rimarrà sicuramente vivo nei nostri cuori, nei nostri ricordi, è una persona a cui vogliamo bene e continueremo a volerla. Bandiere a mezz'asta è il lutto cittadino per Paolo Rossi a Vicenza, una città composta, rispettosa, che ha amato questo campione di semplicità, eroe degli stadi che amava stare in mezzo alla gente. Quando passavamo per il corso, anche ultimamente, era impossibile camminare perché lui si fermava con tutti, si faceva fotografare a tutti, una persona straordinaria, eccezionale, un grande campione del mondo. L'ultimo palleggio Pablito lo fa con un pallone degli anni 40 nella sua Vicenza, in occasione della mostra dedicata ai 100 anni di Romeo Menti, altro campione eterno che dà il nome allo stadio dove Paolo Rossi gioca negli anni 70. Quando si è formata la squadra del Real Vicenza, quei giocatori che conosciamo bene, Cerilli, Filippi, Marangon, Lelli e Galli, che purtroppo è mancato da poco, Paolo Rossi è stato catapultato nel mondo del gran calcio e da lì è stato visto e poi portato in nazionale. Quindi la base calcistica di Paolo Rossi è proprio Vicenza. In quel Real Vicenza il capitano era Giancarlo Salvi, compagno e amico del giovane Pablito. Paolo era un fratello per mio padre, sono stati insieme nel Real Vicenza, ma non solo, sono stati soci in affari per tutta la vita e quindi per noi è veramente una perdita immensa, un dolore che non si può descrivere, veramente grandissimo, grandissimo. L'addio a Paolo Rossi sarà celebrato sabato mattina nella cattedrale di Vicenza. Domani pomeriggio la Camera Ardente a Casa Vicenza, allo stadio. L'ultimo saluto, come ha chiesto lui, gli verrà tributato nella città che più ha amato. Per me Vicenza, lo sapete, rappresenta una cosa di cuore, perché è così, perché ci ho giocato, ho fatto anni davvero incredibili qua e poi ci ho vissuto per tantissimi anni, quindi diciamo che è stato un rapporto del quale devo dire forse probabilmente indissolubile, cioè che non scomparirà mai. Probabilmente avete sentito nel servizio parlare della Camera Ardente domani pomeriggio, in realtà era un servizio confezionato prima della mezzanotte, quindi la Camera Ardente, lo ricordiamo anche per chi volesse fare un salto al Menti questo pomeriggio, è aperta da oggi alle 15, noi saremo sul posto per raccontarvi, farvi vedere chi e cosa succederà questo pomeriggio a Vicenza. Allora, prima di proseguire facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e siamo in diretta anche per raccontarvi l'ultimo saluto di Vicenza, ma in generale del calcio italiano, degli sportivi, delle persone che vogliono tributare l'addio a Paolo Rossi. Siamo già collegati con lo Stadio Menti dove sappiamo che è arrivato pochi istanti fa il feretro. Passiamo la parola a Carlo Inghilleri. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori, hai detto bene, erano le 12:10 in punto, mezzogiorno e 10 in punto quando è arrivato il feretro di Paolo Rossi qui allo Stadio Menti, lo stadio di una vita, della sua vita di giovane campione, quando ancora non era il Pablito dell'82 ma era già un campione riconosciuto anche dai compagni. In questo momento mi trovo in compagnia proprio di Antonio Santagiuliana, figlio di Alfonso, campione ricordato ancora oggi degli anni 40 e proprio
Antonio Santagiuliana ha portato Paolo Rossi per ultimo qui a Vicenza. Sì, perché in un progetto di cui tra l'altro noi di Rete Veneta eravamo media partner, con una mostra dedicata ai 100 anni di Romeo Menti e al 70° della tragedia di Superga, aveva invitato Paolo Rossi a questa esposizione di pezzi degli anni 40, bandiere, palloni di quell'epoca, che ricordavano appunto l'epoca di Romeo Menti, ma anche del padre di Antonio, Alfonso Santagiuliana. E con un pallone degli anni 40 Paolo Rossi, invitato da Antonio, aveva fatto un palleggio. Oggi sappiamo che è stato probabilmente l'ultimo palleggio che ha fatto davanti alle telecamere. L'ha fatto proprio davanti alle telecamere di Rete Veneta. Sì, esattamente. Ho impiegato qualche minuto per convincerlo, perché diceva che aveva tanto mal di schiena. Poi alla fine, con l'amicizia che ci legava, ha fatto questo palleggio ed è rimasto praticamente l'ultimo palleggio di Paolo Rossi. Aveva mal di schiena, probabilmente erano già i primi sintomi del tumore che purtroppo lo ha portato via, un tumore ai polmoni. Ebbene, il feretro, come abbiamo già annunciato, è arrivato qui alle 12:10, alle 15 verrà poi aperta la Camera Ardente al pubblico. I cittadini di Vicenza, i tifosi, potranno sfilare uno alla volta nel rispetto delle norme anti-Covid, e poi domani alle 10:30 invece ci saranno i funerali. Verranno celebrati i funerali in cattedrale, in una cattedrale in cui saranno ammessi soltanto i familiari, gli amici strettissimi, i compagni di una vita. Probabilmente arriveranno anche alcuni compagni della nazionale campione del mondo del 1982, e ancora ci saranno poi le istituzioni. Fuori dalla chiesa invece verrà allestito proprio un vero e proprio cordone, verranno vietati gli accessi alla piazza del Duomo, che verrà appunto transennata per evitare che i cittadini si accalchino in tempo di coronavirus. Quindi che dire, oggi ricordiamo, Ferdinando, che alle 3 in occasione della Camera Ardente ci collegheremo per una diretta di una mezz'ora per raccontare appunto l'ultimo saluto del popolo non solo bianco-rosso, dei tifosi del Vicenza, ma degli appassionati di sport di tutto il mondo, a questo grande campione, a questo eroe umile e gentile che tutti ricordano. Un ultimo aneddoto, Antonio Santagiuliana, quando Paolo Rossi, eroe umile, l'ho chiamato così non per caso, passava qui a Vicenza e camminando per le strade si fermava con tutti. Ed era una tragedia quando passavamo per il corso a chiacchierare. Normalmente i ragazzi lo fermavano per un autografo, per una fotografia, e lui si fermava con tutti e non si riusciva a portarlo avanti, perché il suo sorriso non lo dimenticheremo mai. Io mi ricordo che qui con gli allenamenti, perché mio cognato giocava con mio cognato Marangon, e mi ricordo che lui sorrideva anche in campo, quindi è un sorriso che ci rimane stampato per tutta la vita. Una persona straordinaria e molto umile, e quindi, da grande campione che era, e quindi ricordiamolo così, con questo grande applauso che ha avuto quando è arrivato il feretro, che sembrava proprio un applauso di un gol di Paolo Rossi. Beh, su queste belle parole di Antonio Santagiuliana direi che è davvero tutto. Onore a questo eroe umile del calcio, a questo grande campione che rimarrà nel cuore di tutti quanti. Ci ricollegheremo poi alle 3 per la Camera Ardente. Direi che qui da Vicenza, dallo Stadio Menti, è tutto. No, non è tutto, Se non hai Carlo. altre domande, restituisco la linea allo studio. Carlo, allora, prima di andartene, sì, prima di chiudere il collegamento, abbiamo giusto un minuto. Anche i nostri telespettatori ci chiedono qui via WhatsApp, con le mail, ma c'è già qualcuno di fronte al Menti? Che aria tira? Ci sono tifosi, c'è tanta gente? Riuscite a darci un po' un'idea di quello che sta succedendo? Sì,
Adesso Simone Squarcina, che alla telecamera vi farà vedere, in effetti, così rispondiamo a questi telespettatori, qual è l'aria che si respira qui intorno. In effetti ci sono tante persone, ovviamente tantissimi giornalisti, tanti operatori dei mass media che sono arrivati qui da tutta Italia, ma io direi da tutto il mondo. Pensate che in comune a Vicenza è arrivato il cordoglio addirittura di Wuhan, il comune che è gemellato con Vicenza, in Cina, quindi un campione riconosciuto anche in Cina. Vedete, sono davvero tanti in questo momento, non solo appunto i giornalisti, gli operatori dei mass media, ma anche i tifosi che sono venuti qua per un ultimo saluto. C'è stato un grande momento toccante quando è arrivato il feretro, e c'è stato un applauso, un lungo applauso da parte di tutti. Qui c'è la polizia locale che sta controllando che appunto il traffico fluisca, però è chiaro che evitando gli assembramenti, ma questo campione richiama davvero tutti i tifosi. E naturalmente saremo in onda questo pomeriggio dalle 15 per far vedere ai nostri telespettatori chi andrà a salutare Paolo Rossi alla Camera Ardente. Domani saremo a Vicenza per raccontare anche quello che succederà nell'ultimo saluto. Grazie Carlo, grazie anche al tuo ospite. Santa Giuliana, grazie a voi, ci ricollegheremo questo pomeriggio. Bene, avete visto quindi le prime immagini, è arrivato il feretro, poi vi riproporremo l'arrivo del carro funebre allo Stadio Menti. Adesso però sta arrivando il momento di Luca Zaia, quindi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Ricordandovi che oggi alle 15 saremo in diretta in edizione straordinaria qui su Rete Veneta per farvi vedere la Camera Ardente di Paolo Rossi allo Stadio Menti di Vicenza. Del piano di sanità. Andiamo subito da Luca Zaia. Sì. La dottoressa Russo ha fatto West Nile, SARS, e poi quello prima il H1N1 labiaria. Insomma, ne abbiamo viste tante. Ne ha fatti alcuni solo per mero esercizio, altri purtroppo l'esercizio, come la protezione civile, l'esercitazione per l'alluvione, poi quando arriva vedi l'acqua veramente. Sto giro sia la dottoressa che i virologi hanno visto che esiste la pandemia, quella vera, seria, forse la più grande della storia. Allora, guardate, io darei subito inizio perché poi vi dico già, abbiamo deciso assieme alla dottoressa con l'assessore Lanzarin di coinvolgere la dottoressa per darvi uno spaccato rispetto ai decessi e a quello che stiamo facendo nelle case di riposo, anche perché abbiamo una gestione virtuosa rispetto a molte misure ed è giusto che i cittadini sappiano, ad esempio, che in Veneto si fa il test ogni 4 giorni agli operatori, questo non sa nessuno. Ad esempio che questo in tutti i piani di sanità pubblica che la dottoressa ha portato, ma dopo ve lo dirà lei, insomma è giusto che parli lei. Io mi tratterò poco con voi perché ho poi una videoconferenza, sono su sopra. Allora intanto facciamo gli auguri a una signora, una delle nostre venete, gagliarde, la signora Luigia Allegrini, detta nonna Gina, che ha 105 anni oggi, è residente a Fumane, Verona, del resto Allegrini non può essere che di Verona. E per quanto riguarda, ecco qua anche l'assessore Bottacin, per quanto riguarda i tamponi sono quasi 3 milioni, ci stiamo avvicinando, sono 2.957.445. Se vi interessa sapere quanti sono i molecolari, che sono questi, sono nelle ultime 24 ore 16.300. Ai quali si aggiungono i tamponi rapidi, sono qui nella mia sinistra, 1.282.000, e sono esattamente nelle ultime 24 ore, sapete quanti? 40.130, cioè in totale nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 56.430 tamponi, 56.430 tamponi. Il numero dei positivi dall'inizio di questa pandemia sono 181.451 e sono esattamente 3.883 nelle ultime 24 ore.
La percentuale è 6,88%. Cioè, vi ripeto che 56.000, esattamente 56.430, di cui 3.883, ovvero il 6,88% positivi. Ovvio che se voi andate in giro con 3.883 dicono cosa sta succedendo. Ma è esattamente quello che poi vi spiegherà la dottoressa Russo. Positivi di oggi 85.093. Che sono esattamente i 3.883 in più rispetto a ieri. I ricoverati in totale sono 3.176, meno 46. Oggi abbiamo 46 persone in meno rispetto a ieri ricoverate. E nella fattispecie sono più 18 in terapia intensiva, 3,75, no? Meno 64 nell'area non critica. Vi è chiaro, no? 3.176 in totale, meno 46 rispetto a ieri. I morti sono 108, 4.659 e questa è la coda di oltre 3.000 ricoverati che abbiamo, e non solo, perché molti anche non sono morti in ospedale. Dimessi 8.339. Allora, due considerazioni, poi passo la parola alla dottoressa Russo. Allora, i temi da affrontare sono due. Ce n'è uno di sanità pubblica, in particolar modo ve ne parlerà la dottoressa Russo assieme anche all'altro, che è la situazione della pressione ospedaliera. Abbiamo più di 3.100 ricoverati, che non sono una passeggiata, i decessi e l'evoluzione sanitaria epidemiologica in corso. Cerco di essere chiaro, so che anche i colleghi della dottoressa Russo dell'Istituto Superiore di Sanità seguono questa diretta, con attenzione ci dicono da qualche parte. E allora cosa voglio dire? Voglio dire che questo è un aspetto, no? Che è quello che la preoccupazione che tutti abbiamo affinché si svuotino gli ospedali, calino i decessi e si chiuda la partita. L'altro aspetto è quello della fase di test e di ricerca di positivi, che non necessariamente si sovrappongono, sono incastrate tra di loro, però è un'altra riflessione che faccio. La dottoressa Russo poi ve lo dirà, oggi ha inviato una lettera al Ministero per dire: noi facciamo tanti test rapidi, avete visto oggi siamo a 58.000 test, facciamo, se non sbaglio 58.000, non vorrei dirvi 56 esattamente, scusate, vi dico il dato esatto, 56.430. Ovvio è che troviamo 3.883 positivi che valgono il 6,8%. Questo è un dato statistico. Noi vorremmo e questo lo scrive bene la dottoressa Russo, ma non perché siamo dei guastafeste. Guardate, io ne ho parlato 2 volte ieri e una volta stamattina anche con il professor Brusaferro, che ringrazio per la disponibilità. Vorremmo avere in mano un quadro generale standardizzato, uniformato dei numeri di tutte le regioni italiane. Ma semplicemente perché se si ragiona in numeri assoluti, uno che ha fatto statistica all'università come sottoscritto, vi dico che i numeri assoluti non vogliono dire nulla. Cioè tu non è che puoi dire quello ha mangiato 5 polli. La statistica ti insegna a dire che le devi dividere per numero di componenti della famiglia e poi ne viene fuori quanti polli ha mangiato lui. Non che lui ha mangiato 5 polli, perché hai visto che la spesa di quella famiglia è stata di 5 polli. Cerchiamo anche di capire chi li ha mangiati i polli, no? Allora, il fatto che si ragioni per numeri assoluti non ci aiuta.
E soprattutto vogliamo evidenziare l'aspetto di virtuosità dove questa regione fa i test di conferma a tutti i test rapidi, dove questa regione fa i test a tutti i contatti stretti dei positivi, aspetti che magari in altre regioni sono interpretati in maniera diversa, ma non sto qui, cioè attenzione, non è una critica alle altre regioni perché fanno assolutamente bene, in maniera condivisibile, però il tema della valutazione che deve fare l'Istituto Superiore della Sanità, a nostro avviso, è quello di una valutazione con dati omogenei. Cioè nessuno fa delle illegalità o degli illeciti, ognuno sceglie il suo piano di sanità pubblica. Però non puoi paragonare la Ferrari con una 500. La 500 ha delle prestazioni e la Ferrari ne ha di altre. Qual è il dato che oggi vi do? Allora, la curva ad oggi, attenzione che io non sto assolutamente minimizzando nulla, che sia chiaro. Siamo preoccupati, chiederemo alla dottoressa Russo anche un'analisi epidemiologica, nel senso che un'analisi come piano di sanità pubblica, in base anche al verdetto che ne uscirà oggi da parte dell'Istituto Superiore della Sanità. Vi ricordo che oggi è la giornata del verdetto. Vi annuncio già che il nostro R con T si abbassa ancora, va sotto l'1. Eccolo qui il grafico del nostro R con T. Probabilmente saremo sotto l'1, 0 e? Diciamo che c'è un R con T che viene pubblicato e un R con T che è legato alla valutazione. Allora, l'R con T che è legato alla valutazione è di 0,92. Quello aggiustato per tutte le componenti sarà di 1,01, da quello che ci è stato comunicato informalmente. Quindi nell'ambito della valutazione, quindi quello che è quello che usate sempre è vero, è 0,92, perché si basa soprattutto, come avevamo spiegato l'altra volta, sul rapporto sintomatici e asintomatici, che è quello più importante. L'R con T invece aggiustato con tutte le altre componenti sarà di 1,01, quindi in discesa rispetto all'R con T precedente. E anche col professor Brusaferro, con cui ci siamo confrontati separatamente, sia io che il Presidente, e insieme stamattina, ci evidenzia come effettivamente è positivo questo andamento dell'R con T che è sceso al di sotto dell'1 nell'ambito della valutazione del nostro scenario. Però l'R con T naturalmente deve essere uno degli elementi che ci permette poi di fare la valutazione insieme a tutti gli altri indicatori di cui abbiamo parlato, ma che possiamo anche riprendere. Sì, prego. Scusi, perdonate l'interruzione. Siccome il termine aggiustato a noi profani può sembrare un po' ambiguo, no? Era per capire la distinzione, la differenza tra i due numeri in sostanza. Può sembrare una questione di lana caprina, invece è molto importante perché abbiamo imparato a capire che è l'indice di trasmissione. Sì, la dottoressa dopo ve lo dice, ma che sia chiaro che poi non ci siano sorprese, che il 0,92 è esattamente il parametro riferito all'1,11 che avevate la scorsa settimana. Cioè, il dato che voi comunemente conoscete è il corrispettivo dello 0,92 che uscirà tra oggi e stasera. Ma perché c'è questa forbice tra 1,01 e 0,92? Poi ve lo spieghi subito senza problemi. Sì, allora diciamo che se mi dà il foglio. Allora, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità considera 3 tipi di R con T sulla base dei dati che le regioni mandano. Allora, un R con T basato solo sui sintomatici, ok? Allora dice, rispetto all'incidenza e ai dati di soggetti positivi che le regioni comunicano, loro vogliono sapere lo stato clinico di questi, ed è il famoso indicatore 1.1 dei 21 indicatori, che è anche un indicatore di solidità del dato, cioè la capacità della regione di sapere quanti fra i propri soggetti individuati come positivi sono sintomatici e quanti sono asintomatici. Sulla base di questo indicatore, di questo numero, calcola un R con T sui sintomatici. Questo perché? Anche perché i soggetti sintomatici hanno una capacità di trasmettere
l'infezione, che naturalmente è diversa rispetto ai soggetti asintomatici. Non sappiamo ancora, la letteratura scientifica sta andando avanti, però una cosa è certa: i soggetti asintomatici, anche nel caso fossero contagiosi, lo sono meno rispetto ai soggetti sintomatici. Quindi l'R con T più affidabile è quello capace di identificare e di valutare la trasmissione attraverso il numero di sintomatici sul totale dei casi positivi, ok? E questo R con T è 0,91. Che è questo dato? Infatti qui è scritto basati sui sintomatici. Su questo indicatore si basa la valutazione della regione, cioè una regione sta in zona verde, nessuna, in zona gialla, in zona arancione, in zona rossa, sulla base di questo R con T. Poi possiamo aggiungere che l'R con T, questo, per passare in zona arancione deve essere superiore a 1,25. Sì. Giusto? Ok, sì. Allora, poi c'è un R con T aggiustato. Allora, quello di prima è un R con T settimanale, ok? Oltre che sui sintomatici. Poi c'è l'R con T aggiustato, che è 1.01, che è invece un R con T più stabile, nel senso che valuta l'andamento della trasmissibilità non su una settimana ma su 2 settimane. Perché è importante questo? Perché è chiaro che quando si passa da una zona all'altra, anche il passaggio in incremento o in decremento deve tener conto di un andamento dei dati che sia consolidato, perché non può essere uno scatto in avanti o uno scatto indietro di pochi giorni. Quindi viene consolidato e valutato nei 14 giorni ed è l'1.01. Allora, mi permetto di correggere il Presidente, perché è questo l'R con T che viene pubblicato, quello che vedete pubblicato poi e che corrispondeva all'1.11 della settimana scorsa è l'R con T a 14 giorni, quindi sarà 1.01, quindi sceso di 0,10. La valutazione è 0,91. Quello importante dal punto di vista dello scenario e dal punto di vista della valutazione nostra dell'unità di crisi della regione è lo 0,91, perché noi diciamo fortunatamente, nonostante l'incidenza, come abbiamo detto, sembra stabilizzata sui 3.000 casi, insomma speriamo che decresca come sembra dalle ultime rilevazioni, noi dobbiamo tener conto dei sintomatici, della possibilità di trasmissione che al momento è sotto l'1. Questo per noi è una grande notizia, non di sottovalutazione del problema né di diciamo, riduzione dell'attenzione, ma di valutazione tecnico-scientifica. E questo è l'1.01. Poi ce n'è 1.01, che è quello che viene pubblicato. Poi abbiamo un altro indicatore 0,92 calcolato invece sull'ospedalizzazione, quindi su tutti i soggetti che vengono ricoverati. Quindi è, diciamo, nell'ambito dei soggetti sintomatici un'ulteriore stratificazione dei soggetti che non solo sono sintomatici ma che risultano anche ricoverati. Questo non viene mai pubblicato, quindi il primo e il terzo non vengono pubblicati, ma sono quegli indicatori che vengono utilizzati da chi deve fare una valutazione dello scenario di rischio di un territorio rispetto ad un altro o dell'intera nazione, perché voi sapete che l'indicatore R con T nazionale è quello che rappresenta l'andamento e la media di tutti gli RT che sono presenti a livello delle singole regioni. Grazie. Dopo ovviamente la dottoressa farà il suo intervento. Quindi l'R con T di valutazione per noi è 0,91. Sì. Questo è il dato che volevo dirvi. Poi c'è un altro aspetto che dopo vi lasceremo anche questa curva. Questo è uno studio che fa quotidianamente l'ingegner Fattori di Azienda Zero con l'andamento delle curve. Questa è la curva dei recovery, la vedete, quella a blu, con la tendenza anche. Ovviamente siamo nelle fasi, cioè siamo nel plateau, nella parte apicale della curva, quindi non si sa ancora oggi quanto durerà questa fase, diciamo, di pianoro, però questo è l'ufficio studi che ci dà questo dato. Perché vi dico tutto questo? Per dirvi che la preoccupazione resta assolutamente alta, nel senso che noi abbiamo monitoraggio costante, anche stamattina abbiamo sentito i direttori generali e il tema delle terapie intensive è un tema che pesa. Pesa perché? Perché l'aggressione delle terapie intensive significa cannibalizzazione di altri reparti, visto e considerato che il personale
è come una coperta corta, no? La sposti da un lato e la togli dall'altro. Dall'altro è pur vero che questi timidi segnali che abbiamo da qualche giorno rispetto all'ospedalizzazione speriamo che si consolidino sempre di più e che comincino a diventare una tendenza vera e propria. Io non aggiungerei altro, dico semplicemente che è fondamentale però essere messi nelle condizioni di avere una valutazione che sia, come si può dire, standardizzata a livello nazionale, e per questo è stata mandata questa lettera, perché oggettivamente, a parte il fatto che noi ci rendiamo conto, lo scriviamo anche, di essere un caso atipico, perché avendo noi fatto da apripista su molti fronti, pensate solo a quello dei test rapidi, non c'è nessuno in Italia che fa tutti i test rapidi che facciamo noi. E quindi anche la mole, la macchina dei test è impressionante, tant'è vero che noi facciamo numeri che alcune regioni riescono a fare in una settimana quello che noi facciamo in un giorno, diciamo sugli stessi target nostri, ma sono semplicemente, diciamo, contesti e condizioni che si sono create. Io non aggiungo altro, nel senso che passo la parola alla dottoressa Russo. La preghiera che faccio ai cittadini è una preghiera di massima attenzione. Di massima attenzione perché non è sufficiente dire ma guarda quanti morti ci sono oggi, ma guarda quanti ricoverati. Ognuno di noi ha responsabilità. Cioè, se noi ragionassimo per assurdo, se stessimo tutti chiusi in casa, blindati, non avremo questi numeri, quindi è inevitabile che comunque il tema dei numeri sia un tema importante. È altrettanto vero, perché scientificamente bisogna anche dirle queste cose, che si è formato un bacino, il bacino è dato dal Trentino, Alto Adige, dal Veneto. Questo non l'avete mai scritto, io pensavo che qualcuno ve l'avesse evidenziato, a questo punto ve lo dico io. Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia, nel quale sembra che ci sia un bacino unico, diciamo un enclave nel quale il virus ha questo andamento, diciamo che è stato più graduale nella salita ma anche più graduale, più lento nella discesa. Lo dico anche perché, se considerate che abbiamo in queste regioni che ho citato, c'è una regione in particolar modo, il Friuli Venezia Giulia, dell'amico Fedriga, che ho sentito anche ieri, che ha fatto 15 giorni di area arancione, a differenza nostra, ed ha esattamente, diciamo, le difficoltà nei ricoveri che ha anche il nostro territorio. Questo dal punto di vista epidemiologico è stato fatto notare, diciamo, da illustri diciamo, addetti ai lavori, che c'è questo bacino in quest'area del nord-est che va oltre il confine. Ovviamente il virus non è che si ferma a Cormons e Noscollina nel Coglio Sloveno, non è che si ferma a Tarvisio e non entra, diciamo, in Austria, e quindi c'è sto bacino. Questo forse vale la pena di dirlo, quindi non sappiamo dal punto di vista epidemiologico che origini ha, perché c'è sto andamento. C'è da dire una cosa, che noi abbiamo fatto quell'accordo con l'Istituto Zooprofilattico, abbiamo raccolto ovviamente tutti i tamponi per la processazione, per farne la sequenziazione, per capire se ci siano dei ceppi diversi, ad esempio. Anche questo è un altro aspetto, no? Allora, sembra sempre blasfemia quando si parla di mutazione, non so se sia blasfemia, ma il fatto che si vadano a sequenziare e quindi si veda la carta d'identità dei singoli virus diciamo, trovati nei test molecolari, magari in zone di questo, diciamo, di questo bacino, ci dà una dimensione. Abbiamo anche la fortuna che l'Istituto Zooprofilattico è delle Tre Venezie, quindi siamo comproprietari, fra virgolette, di questa struttura, ci dà anche modo di vedere questa sequenziazione che è iniziata, che riguarda molte diciamo, test, molti campioni raccolti, diciamo, dispersi a macchia di leopardo in questa mega zona, cercando di capire se ci sono state anche delle variazioni. Peraltro abbiamo già anche delle minime informazioni rispetto ad esempio al virus estivo, che non è proprio vero che era la stessa roba. Abbiamo avuto contemporaneamente in estate anche sequenziazioni diverse su campioni della stessa comunità testata. Sembrava quasi un assurdo, anzi qualcuno si è spinto anche in avanti dicendo che il virus era sempre lo stesso. Le sequenziazioni invece dicono che in alcune realtà testate nella stessa comunità, quindi comunità
epidemiologica, c'è gente che viveva assieme, aveva sequenziazioni diverse, con peraltro, fra l'altro in presenza di asintomatici in maniera paurosa. Vi ricordo ad esempio che quest'estate avevamo gli asintomatici, Caserma Serena di Treviso ha avuto tutti asintomatici, 300 rotti casi, ma di asintomatici. Questo è il quadro, quindi l'appello ai cittadini, ma un appello veramente che facciamo col cuore in mano: evitino gli assembramenti, evitino di dar vita a quelle mega folle che vanno a fare lo struscio. Guardate, noi possiamo fare ordinanze di tutti i tipi, ma è un fatto culturale a questo punto, è semplicemente un fatto culturale. Vi ricordo, lo dico ai più disattenti, che il DPCM che è in vigore prevede già il divieto di assembramento, cioè non è che sia possibile fare assembramenti, lo prevede già il DPCM, non servono le ordinanze per vietare gli assembramenti, perché lo prevede già. Adesso vedremo la classificazione, che anche qui i massimi enti certificatori sanitari nazionali, che sono il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità, ci diranno che area siamo, probabilmente saremo ancora area gialla, perché con un RT che scende così non ci saranno alternative. L'area gialla delle misure, vi ricordo che le misure sono quelle del coprifuoco alle ore 22, della chiusura dei bar e dei ristoranti alle ore 18, perché qualcuno forse si è dimenticato che noi abbiamo queste regole, del fatto che la consumazione in piedi, ove possibile, non la si fa dalle ore 11 del mattino, del fatto che ci sono tutta una serie di regole rispetto al portare la mascherina, che deve essere portata ovunque, e di non creare assembramenti, tutto qua. Dopodiché abbiamo gestito questa fase gialla, se per qualcuno ha una colpa non so cosa farci, se l'RT va giù e c'è scritto nel piano sanitario nazionale che chi ha meno di 1,25 RT è fuori, è in zona gialla, noi ci siamo, punto. Fra l'altro il nostro RT continua a scendere, visto considerato che qualcuno mi stressava mesi fa sul fatto dell'R-Conti, l'R-Conti del Veneto sta andando giù. Ciò non toglie che non ci sia nessuna festa della liberazione, perché la preoccupazione sulla pressione ospedaliera è tanta. Per cui chiudo dicendo un appello ai cittadini di fare molta attenzione, perché se abbiamo ricoveri in ospedale è perché qualcuno non rispetta le regole, perché poi ci si infetta in maniera non sempre proprio così banale, perché comunque, come si può dire, si creano anche contesti per la diffusione del virus. Dall'altro dico che adesso vedremo la classificazione, dopodiché la dottoressa Russo si è presa 2 o 3 giorni, non di ferie, ma per ragionarci sopra, per vedere quale sarà anche come si può dire, l'andamento epidemiologico, visto considerato che c'è un trend, vedremo se si confermerà la volta di lunedì, martedì, ci darà una relazione, diciamo, come Dipartimento Prevenzione, per capire se eventualmente ci saranno altre misure da adottare. Però dobbiamo vedere, partiamo da un presupposto che le misure sono quelle previste per la zona gialla, cioè noi partiamo da lì, cioè non è che possiamo inventarci le zone se non abbiamo titolo per farle, perché come si può dire, il mondo è sempre spaccato a metà tra chi vorrebbe il lockdown e chi ti dice scusa, perché dovrei subire un lockdown se la legge della sanità pubblica prevede che tu sei in zona gialla. Sapete qual è la via d'uscita? Che tutti noi ci comportiamo bene. 2, che questo trend che è iniziato di discesa si confermi nel giro di 2 o 3 giorni e poi inizia pian piano a scendere. Il fatto che oggi abbiamo 46 ricoverati in meno, cioè abbiamo un calo di 46, sono detta agli addetti ai lavori, sono 46 letti liberi, che non dobbiamo cercare. Magari poi domani si inverte la tendenza, però insomma sono 2 o 3 giorni che qualche dato lo vediamo. Passerei la parola alla dottoressa Russo, poi magari diamo anche la copia della lettera della dottoressa. Grazie. Volevo lasciarvi, se avete 2 domande al volo ve le devo andare su. Prego. Non è un assalto ai forni. No, era per fare le cose Tosato Zambon Pederiva, però... No, scusate, solo che ho la video, tranquilli, grazie. Sì, allora andiamo veloci così parliamo tutti e, sì, prego. E le consentiamo di andare... Devo far veloce, ho capito. Diamo, se non per scontato, per molto probabile che si resti in zona gialla alla luce proprio di questi dati. Provi a spogliarsi un attimo dalla stanchezza che abbiamo tutti dei divieti e delle restrizioni.
Da un punto di vista prettamente epidemiologico di prevenzione del virus, la metto così, in termini proprio ci farebbe bene un po' di zona arancione o sarebbe un inutile sacrificio? Proprio da un punto di vista del controllo. Questa risposta la lascio alla dottoressa Russo. Io ti dico solo una cosa, che il Covid a noi ha insegnato che bisogna essere sul pezzo ogni giorno. Dall'altro, guarda, potrei risponderti che il Friuli Venezia Giulia ne ha fatti 15 giorni di zona arancione e oggi è nelle condizioni epidemiologiche che abbiamo noi, nel senso che tutto può servire, no? Assolutamente sì, tutto può servire, anche il lockdown può servire, ma io non sto portando avanti l'idea di fare un lockdown. E del resto mi sembra di capire che anche il governo abbia abbandonato l'idea di lockdown, non ce lo possiamo permettere. Penso che i cittadini abbiano un ruolo fondamentale, se vuoi che ti dia una risposta compiuta. Il ruolo fondamentale che abbiamo noi è quello di impegnarci al massimo per evitare gli assembramenti. Scusa, un dettaglio. Io sono duro di comprendonio, porti pazienza. Magari col tempo migliorerò, non lo so. Questi 3 indici che ci sono stati forniti di RT, sull'RT, ovvero 1.1, 0,92, 0,91. Sì, 1.01, sì. Oggi l'RT, diciamo, ufficiale preso in considerazione dalle autorità di governo è 1.01. Significa che siamo a un passo dalla cessazione della trasmissibilità del virus superiore all'1, in sostanza. Anche nella peggiore delle ipotesi, voglio dire, prendiamo anche l'indicatore diciamo più che se alto, voi avete l'R con T fisso voi in testa, voi dovreste utilizzare 0,92 perché il vostro target in questi mesi è stato quell'R con T. Se oggi mettete 1,01 andate a beccare un target diverso da quello che avete sempre utilizzato in questi mesi. Cioè voi in questi mesi avete parlato di un R con T, era il parallelo dello 0,92 di oggi, per questo prima dicevo. Se poi, che è settimanale. Quindi voi non è che potete dire, cioè, il calo oggi, cioè voi avete sempre utilizzato nel linguaggio comune un R con T che è quello che oggi vale 0,92. Questo volevo dirvi. Ovvio che 0,92 vuol dire che una persona infetta infetta meno di una persona, o quasi una persona. Se noi aumentiamo il distanziamento sociale, come il discorso che facevi tu, riduciamo del tutto la possibilità di infezione. Posto? Zambo. Buongiorno, velocissima. Noi oggi abbiamo intervistato il dottor Bassetti, è un infettivologo ligure, valutava un'ipotesi e a me sembrava interessante vista la precisione con cui noi riusciamo ancora a fare il tracing a differenza di altre regioni, di interventi più localizzati, quindi su base provinciale o comunque più piccola rispetto ma è previsto dal piano di sanità pubblica questo? Ecco, si potrebbe, non è una sono novità. i famosi mini lockdown di cui si parlava. Quando lei dice valuteremo eventuali ragionamenti, si potrebbe arrivare lì da parte della dottoressa Russo del suo dipartimento? Ma è previsto nel piano. Se voi andate a leggere il piano, prevede eventuali che noi abbiamo già applicati col Comelico. Sì, non è una novità, è proprio scritto. Potrebbero essercene altri rispetto a questa situazione? Prego? Potrebbero essercene altri rispetto alla situazione attuale? Va valutato, dipende, però oggi se vedete il territorio veneto è abbastanza uniforme, cioè non è che c'è una roba che uno dice qua c'è il rosso scuro in questa area e per il resto è tutto azzurrino o bianco. Cioè Veneto si è colorato tutto. Grazie. Prego. Federiva Marchiori, Giacomuzzo. 2 flash. Uno, si ha novità sul fronte dei confini comunali per i giorni di Natale e Capodanno alla luce del dibattito aperto nel governo? Leggo anch'io ma non so nulla. No, ok. La seconda invece, noi oggi abbiamo ospitato un'analisi del professor Davide Bassi, che è un fisico ex rettore a Trento, il quale rispetto al caos dei numeri della non mi ha dato contro, immagino.
No, devo dire che si è fatto avanti lui, non l'abbiamo cercato. Il professor Bassi sostiene due cose che penso che lei possa condividere, cioè da un lato appunto il fatto che il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità non stanno utilizzando la famosa variazione dei test rapidi di giornata, ma soltanto quella dei molecolari, e questo è un problema. Il secondo, il professor parte della situazione trentina, ma la allarga anche a altre regioni d'Italia, dice che ci sono appunto delle realtà territoriali che addirittura, il termine è brutto, ma nascondono i positivi, nel senso che attendono anche 10-15 giorni per la conferma in doppio molecolare, per cui serve una negativizzazione. Volevo capire se condivide questa analisi. No, guarda, io allora, premesso che non ne so nulla di questa storia dei negativi, c'è già qualche collega che ha detto che si bara sui dati, ma andiamo tutti al vedo, no? Abbiamo un organo unico, eccezionale, che l'Istituto Superiore della Sanità mette in fila i dati. Scusate, ma che fatica c'è fare una colonna con scritto test molecolari e quella a fianco test rapidi e finimo una volta per tutte? Cioè, fra l'altro abbiamo anche le fatture di acquisto di test, quindi non puoi neanche inventarti le robe, cioè, puoi anche mandare qualcuno a verificare quanti ne hai comprati e quanti ne hai in magazzino. Noi abbiamo tutto, cioè all'ultimo test riusciamo a dirvi dove è andato a finire. Se poi qualcun altro non ha tutto sotto controllo, però capite perché io a volte mi accorro quando parlo di queste robe, perché avendo anche una formazione statistica, a me sembrano delle banalità le robe che dico, cioè, a me sembrano di un cioè l'unica roba che possiamo avere è la percentuale di positivi sui tamponi fatti, che uno ne fa, cioè, vi ho fatto l'esempio, c'è una regione che ha fatto 400 tamponi e ha 40 positivi, cosa diciamo? Che è la regione più sana del Veneto perché ne ha 3.008, sì, ma io ho 6,8% di incidenza, quello che ne ha fatto 40 su 400 ha il 10% di positivi. Capite che è un assurdo ragionare con i numeri assoluti, ma chiunque ha un minimo di conoscenza della matematica, cioè non è che serve, per carità, poi c'è tutto il mondo dell'epidemiologia sul quale non discuto, però prima bisogna avere dati che siano uniformi, se no è impossibile. A posto Angela. Attenzione che non è una difesa, è semplicemente una constatazione, cioè noi diamo questi dati e non li troviamo mai scritti nei bollettini. Marchiori. Sì, buongiorno Presidente, velocissima. C'è stata fatta una domanda da un gruppo di ristoratori cui era stata data la possibilità di fare richiesta alla Regione Veneto di un fondo perduto per chi non avesse usufruito integralmente della cassa integrazione per tutti i dipendenti, però mi dicono che ad oggi nessuno ha avuto notizie, nemmeno i consulenti del lavoro. Non ne so nulla. Non si... Dobbiamo chiedere all'assessore Donanzama, io c'è la prima volta che la sento questa. Chiedo io, Presidente. Va bene, ok. La verifichiamo, no, guarda, mi spiace, ma non... Va bene, ok, grazie. Se me la scrivi mi fai un piacere. Non vorrei, ma potrebbe essere un bando, forse che non sia un bando, però allora non collegato alla cassa integrazione, forse un bando collegato alle attività produttive, forse l'assessore mercato, ma non lo so, va verificata. Io credo sia più va un po' definita meglio. Sì, va bene, ok. Grazie. Giacomuzzo. Buongiorno, è possibile avere un feedback dopo, dopo l'incontro che avete avuto con Brusaferro, cioè vi ha detto scrivete questa lettera, ma come prima reazione rispetto alla... No, non ci ha chiesto la lettera. Mossa? Non ci ha chiesto la lettera. No, ok. Noi abbiamo detto che scriviamo, anzi che ha scritto la dottoressa Russo. No, guarda, il professor Brusaferro, oltre ad essere un grande scienziato, è anche una persona che gode della mia stima e soprattutto di quella della dottoressa Russo. Io parlo per me, ma insomma so che lei ha un ottimo rapporto e il professore ce l'ha con la dottoressa perché oggettivamente il filo diretto c'è. Io ho sollevato un problema di imbarazzo istituzionale, nel senso che dico, guardi prof, a noi va bene tutto, ma non è che possiamo sempre essere indicati perché abbiamo 3.000, 2.000, cioè noi facciamo i tamponi, se ci dite quanti ne fanno le altre regioni, di molecolari e rapidi, la risolviamo velocemente sta partita. Ce ne sia una settimana che ci becchiamo titoli di giornali nazionali semplicemente perché facciamo tamponi. Ma capisco che anche nella comunicazione sia veloce, ma se voi guardate la tabella vi rendete conto da soli, cioè è possibile che una regione faccia il 44% di positivi, cioè noi. Se fate la proporzione, viene fuori il 40% di positivi sui tamponi, vuol dire che 1 su 2 che gira per strada è positivo. Ma perché? Perché tolgono tutti i test rapidi, no? Quindi ti fanno i tuoi tamponi
se c'hai la giornata che fai pochi molecolari, magari fai 10, 12, 13 mila, ti ritrovi con 4.000 positivi, viene fuori che tu hai il 30%, 40% di... Il Presidente Brusaferro vi ha già delineato una prospettiva No. o ha preso a cuore comunque il problema? No, si è reso disponibile ad approfondire il tema, assolutamente sì. Noi comunque abbiamo annunciato che a questo punto il Dipartimento Prevenzione scrive. Ok. Scrive anche perché è giusto che resti nero su bianco sta roba. Ma in maniera costruttiva, cioè non è la leggerete della lettera, io l'ho condivisa, nel senso che secondo me la dottoressa ha fatto bene, no? Non è una lettera polemica, dice. Queste sono le robe che vi mandiamo noi, si può sapere se tutti ve le mandano, perché le vorremmo vedere su una tabella. Ho un'altra domanda che arriva dall'Arena di Verona. Verona sembra essere la maglia nera d'Italia per contagi e morti, l'ha detto ieri sera il direttore di zona del Ranieri Guerra. Allora mi chiedevo se poteva darci un quadro, se effettivamente è la lettura giusta e magari un quadro anche delle altre. Ma Verona oggi ha una grande attenzione sulle terapie intensive, sull'ospedalizzazione. Ha avuto anche in questo report di oggi, mi sembra, 684 positivi, è la provincia che ha trovato più positivi, però anche qui bisogna andare a vedere quanti tamponi hanno fatto, la percentuale di tamponi fatti su popolazione. Capite che dire che uno ne ha trovati 680 ma magari ha fatto 10.000 tamponi contro uno che ne ha fatti 1.000, cioè va tutto rapportato i tamponi fatti a quello che è, quindi il numero assoluto è più alto, però anche qui va poi visto in relazione. Guardate, io ho l'impressione che qualora, adesso io non so Maria, la dottoressa vi darà i tempi dopo, quando sarà conclusa l'indagine commissionata dal professor Baldo dall'analisi della positività su una popolazione differenziata, probabilmente saremo allo 0,8-1% della popolazione se ci arriviamo, ma vedrete che sarà uniforme anche fra l'altro in giro per il Veneto. Poi ci sono dei cluster che magari crescono di più. Prego? A Rovigo, ad esempio, se qualcuno riesce a spiegare, tutti questi premi Nobel che in giro, qualcuno ci riesce a spiegare perché Rovigo, sia la prima fase che la seconda, comunque ha una curva tranquilla che sta sotto con le terapie intensive, che è fuori ha dati anomali rispetto a tutto il resto del Veneto. Qualcuno dice distanziamento sociale, ma anche la città è così. Quindi capirlo, perché quest'anno abbiamo avuto, vi ricordate, l'esplosione a nord del Veneto, da lì è iniziata l'area con i cluster, poi è scesa pian piano, è passata per Treviso, fra l'altro è la provincia che scende di più in questo momento, se vi interessa, è quella che ha proprio la curva, che in questi giorni sta avendo una curva che praticamente è a trampolino sui ricoveri, poi magari riprende domani, sarò smentito, però ad oggi, guardate, ce l'ho qua, l'ho vista stamattina con Fattori, dopo qualcuno non pensi che raccontiamo fantasie, eccola qua, questa è Treviso, l'avete vista la curva? Questa è la curva dei ricoveri, quella blu, vedete che cosa ha fatto? È così, cioè, e se togliete, vi tolgo un po' di giorni, vedete che era impennata prima. Ecco la soluzione dopo qualche giorno. Per questo la dottoressa si è presa qualche giorno per vedere anche quale sarà la stabilizzazione da qui a 4-5 giorni per poi capire cosa magari eventualmente fare. Se è sufficiente io vi lascerei veramente con l'esperta che è la dottoressa C'è un Russo. rapido pettenò, mi par di capire, vero? Dimmi Curzio. La polemica è... No, non c'è polemica. No, la polemica rispetto ai test. C'è qualcuno che ha sollevato la questione, i test rapidi non hanno lo stesso valore del test molecolare. Voi dite quando viene individuato da un test rapido viene fatto poi il molecolare. Guarda, lascio la dottoressa Russo. Ma il fatto di metterle assieme è questo che blocca questo sommare i due dati? No, ma non è una questione di validità del test. I test sono autorizzati dal Ministero. Non ho validità, nel senso che non dà lo stesso risultato del test molecolare. No, ma non è questo. Tant'è vero che adesso il Ministero ha detto di metterli assieme dal 3 di dicembre. Il problema è che bisogna capire se tutti li stanno caricando,
perché noi continuiamo a vedere una tabella con i 20.000 molecolari del Veneto. E il Ministero ha già detto di caricarli, che sia chiaro questo. Dopo la dottore Mari se inizia il suo intervento spiegando questo passaggio qui. Grazie, buongiorno. Ecco, se la dottoressa Russo si mette al centro, grazie. Allora, buongiorno. Assessore, si vuole mettere qua? No, temi di inquadratura, banali temi di inquadratura. Simmetrici al presepe. Simmetrici al presepe. Se significhi qualcosa. Certamente, allora buongiorno a tutti. È chiaro che questo è un discorso che forse serve un po' a chiarire quello che avevamo detto l'altro ieri ancora, non mi ricordo, e che è nato come l'interpretazione dello scenario epidemiologico della Regione Veneto rispetto soltanto ai numeri di frequenza assoluta di positivi. Ecco. Da questo naturalmente è derivato un confronto con l'Istituto Superiore di Sanità per cercare invece di delineare in maniera standardizzata quello che è lo scenario di una regione rispetto ad un'altra regione utilizzando gli stessi parametri. Questo è l'obiettivo della nota che io ho mandato questa mattina all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute per chiedere che vengano utilizzati le stesse modalità di valutazione, soprattutto per quanto riguarda la numerosità dei tamponi effettuati. Come ha accennato il Presidente, come avevo detto qualche giorno fa, questa è una richiesta che tutte le regioni abbiamo fatto al Ministero e all'Istituto già da qualche tempo. Dal 3 dicembre è stata inviata una nota che specifica come devono essere caricati i dati, cioè devono essere indicati i tamponi molecolari, i tamponi antigenici rapidi e poi se i casi sono risultati positivi ad entrambi i test oppure ad uno solo di questi test, per evitare naturalmente di conteggiarli più volte. Ecco. Allora, sulla domanda se i test antigenici rapidi sono meno, sono meno validi rispetto ai test molecolari per l'individuazione di un caso, c'è stato molto confronto con l'Istituto Superiore, con il Ministero della Salute, ma questo deriva da quello che è poi via via l'evidenza dimostrata dalla letteratura scientifica. La letteratura scientifica va sempre più verso una sicura rappresentazione della positività del test antigenico rapido, che non avrà bisogno della conferma del test molecolare che attualmente stiamo portando avanti. Tra l'altro c'è un documento che risale al 20 di ottobre, che è stato mandato con circolare del 20 di ottobre, che metteva insieme sia il test molecolare che il test antigenico rapido, ne individuava l'utilizzo o comunque l'alternatività nell'utilizzo e noi l'abbiamo messo in atto. Successivamente però si sono verificati ci sono state delle incongruenze comunicative nelle circolari stesse del Ministero che invece sottolineava l'importanza di confermare il risultato positivo col test antigenico rapido tramite un test molecolare. E noi ci siamo adeguati a questo tipo di indicazione più restrittiva. Comunque rimane aperto questo confronto con il Ministero, che ci ha comunicato che porterà avanti, perché è un dibattito europeo, non è certamente un dibattito regionale né tantomeno un dibattito esclusivamente nazionale, che sta portando avanti questo tipo di indicazione e che a brevissimo procederà con una modifica della definizione di caso. Quindi, contrariamente a quello che si afferma, quello che verrà diagnosticato, a questo punto si può dire col test rapido antigenico, avrà lo stesso valore di quello che viene individuato col test molecolare. Ecco, i test, tutta l'attività di testing va in questo senso. Tra l'altro c'è un altro elemento
che ha spinto la Regione a come si può dire, puntare sempre più verso il test antigenico rapido, che è la velocità di utilizzo e quindi la rapidità con cui possiamo somministrarlo nello stesso tempo e avere subito il risultato, in modo tale da isolare precocemente i soggetti che sono positivi ed evitare che la circolazione invece si mantenga per quei 2-3 giorni, a volte anche 4 giorni, durante i quali aspettiamo invece il referto del molecolare, e quindi lasciamo il molecolare solo a determinate situazioni specifiche. Ecco questo. Poi nella nota che io ho spedito stamattina, indirizzata appunto al Ministero e all'Istituto, è stato chiesto questo, quindi di rappresentare per tutte le regioni, in modo che anche le valutazioni che vengono fatte siano confrontabili, il numero di test rapidi e di test molecolari che vengono utilizzati, e poi anche di confrontare le strategie, l'ho detto anche l'altro giorno, cioè il fatto di testare o meno i soggetti contatti stretti asintomatici, sia che siano familiari o lavorativi, perché anche questi, diciamo, incidono sul numero dei positivi e sulla valutazione, poi il testing che facciamo nelle scuole, e quindi abbiamo anche riportato un esempio di una giornata dove, a fronte dei 20.000 casi che ci venivano attribuiti, in effetti noi ne avevamo fatti 38.000 antigenici, quindi il totale era di 58.000 e non di 20.000. Anche perché ci sono anche un po' delle discrepanze rispetto ai dati che vengono pubblicati, che considerano solo i molecolari, e invece i dati che al momento vengono mandati da alcune regioni che hanno sia il numero dei rapidi che il numero dei molecolari. Ma come ho detto l'altro giorno, probabilmente fino a quando non tutte le regioni si saranno messe al pari, loro non riescono a mettere questa colonnina dove ci sono anche i rapidi. Questo che importanza può avere? Perché poi alla fine la domanda che ci facciamo, ma alla fine noi abbiamo sempre 3.500 casi, è diverso perché intanto riusciamo a capire come ci collochiamo nell'ambito del contesto nazionale rispetto anche ad altre regioni, e questo ci permette di fare anche delle valutazioni di sanità pubblica, non solo a noi come regione ma soprattutto a livello nazionale. E poi perché diciamo che noi puntiamo molto su quello che vi ho detto anche fino a poco fa, su quanti sono sintomatici e su quanti sono sintomatici, perché quello insomma è un indicatore per noi molto molto importante e ci permette di fare delle valutazioni. Allora, sulla base di quelli che sono i dati che noi abbiamo mandato all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero, dovremmo essere in area gialla. Dico dovremmo perché uno degli indicatori principali è l'R-Conti. Gli abbiamo detto che è in diminuzione, è inferiore all'1,25 che è il cut-off che ci porterebbe automaticamente in un'altra area, però ci sono altri indicatori che vengono valutati dal Ministero e dall'Istituto, che sono la soglia dei soggetti che sono ricoverati in area critica e in area non critica, e poi anche la nostra capacità di fare contact tracing e la resilienza dei servizi territoriali. Noi siamo valutando questi indicatori, siamo in una situazione più verso l'area gialla che verso l'area arancione. Però poiché abbiamo questa incidenza che rimane in questo plateau, dobbiamo stare molto attenti. E si riferiva a questo il Presidente quando dice che faremo una relazione, perché faremo quello che chiedeva anche una vostra collega, una valutazione anche più specifica relativa ai singoli territori, perché è importante che noi andiamo a individuare se ci sono in una provincia o in più province dei territori che presentano un'incidenza più elevata. L'abbiamo già fatto, chiedendo ai dipartimenti di fare un focus specifico su quel comune e di applicare delle misure specifiche su quel comune per seguire proprio in maniera dettagliata, sartoriale, quella che è l'andamento dei casi, dei ricoveri, insomma della situazione e della diffusione del virus in quel territorio. Poi volevo dire un'altra cosa che è molto importante e che non so se è chiara. Noi come Regione disponiamo di una reportistica che forse non ha uguali in altri territori, però giornalmente noi disponiamo di un bollettino che è quello che voi ricevete, che facciamo la mattina e il pomeriggio, dove abbiamo i casi, i decessi, i ricoveri, eccetera. Poi abbiamo una reportistica specifica, che è quella che vi ha fatto vedere
il Presidente, sui ricoveri ospedalieri che facciamo, quindi sull'andamento dell'area non critica che facciamo per la Regione e per tutte le aziende ULSS. Abbiamo una reportistica specifica sull'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, quello lo facciamo sempre per ogni singola azienda ULSS e anche naturalmente per provincia, e poi abbiamo una reportistica giornaliera sull'andamento delle infezioni nelle strutture residenziali per anziani. Stiamo arricchendo quella che è la reportistica dei casi nelle scuole, quindi quando facciamo una valutazione di quella che è la situazione nella Regione, oltre al numero in senso assoluto che possono essere i ricoveri o che possa essere l'incidenza, è chiaro che ognuno di questi ha un peso diverso, però la valutazione deve essere complessiva. E quindi io stamattina ho concordato col Presidente e con l'Assessore di fare per i prossimi 3 giorni una valutazione complessiva attraverso tutta la reportistica di cui disponiamo, che non è esaustiva rispetto a quella che vi ho menzionato, ma che ci permette di inquadrare in maniera epidemiologica proprio l'andamento del virus, dell'epidemia nella nostra regione. È chiaro che risulta incoraggiante il fatto che in qualche curva è cominciata la discesa, così come appunto era auspicabile e noi avevamo previsto. Per quanto riguarda le strutture residenziali per anziani, dico semplicemente 2 cose. L'assessore ha sempre fornito la tabella di tutti i dati e quindi questa è a disposizione. La inviamo, vi diamo tutta la tabella con tutti i dati. Quello che io volevo mettere in evidenza, perché anche questo forse non è sempre conosciuto, è che per ognuno dei contesti, dei setting che ho nominato prima, e quindi che sono le strutture residenziali, che sono gli ospedali, che è la comunità, che sono le scuole, ognuno di questi setting viene valutato da un punto di vista epidemiologico e a conseguenza della valutazione vengono applicate determinate misure. Questa è la logica che è riportata in tutti i documenti nazionali e nei documenti regionali. Per quanto riguarda l'RSA, adesso io non so se è il caso di dare questa tabella, ma noi come Sanità Pubblica abbiamo fatto una tabella dove abbiamo elencato i provvedimenti che abbiamo intrapreso dai primi di marzo a praticamente adesso su 3 filoni principali, che secondo noi sono quelli strategici per contenere la diffusione del virus all'interno di queste strutture che sappiamo costituiscono un target molto delicato, molto fragile, molto importante da tutti i punti di vista da tenere in considerazione, che sono la regolamentazione degli ingressi, l'offerta dei test di screening, tamponi molecolari o test rapidi e poi le indicazioni igienico-sanitarie. Vi assicuro che è oggetto di continuo monitoraggio quello che è l'andamento epidemiologico, con una finalità, che è quella della finalità. La finalità è quella di dare indicazioni che siano appropriate a quello scenario. Infatti nella elencazione che noi vi abbiamo preparato, perché ci serve anche per capire il tipo di percorso che abbiamo fatto, abbiamo una scalabilità delle misure che è correlata allo scenario. Le ultime indicazioni che abbiamo dato sono relative praticamente al testing degli operatori, perché è vero che adesso l'esperienza anche di chi dirige le strutture residenziali ha portato rapidamente a chiudere. Abbiamo un sistema di regolamentazione delle visite molto puntuale, molto regolamentato, e quindi tutto questo è già un dato di fatto. Però abbiamo visto che gli operatori che entrano nelle strutture residenziali praticamente portano lo stesso rischio che ha la popolazione generale. Pertanto, poiché nella popolazione generale abbiamo in questo momento di non lockdown e di vita quasi normale una circolazione abbastanza sostenuta. Quindi cosa abbiamo fatto? Avevamo già ridotto i tempi dello screening, così come abbiamo fatto nei reparti ad alto rischio, in modo che si facesse il test ogni 8 giorni. Adesso abbiamo ulteriormente ridotto e l'abbiamo portato a ogni 4 giorni, quindi 2 volte alla settimana praticamente, perché
l'aumento della frequenza del testing ci permette, noi speriamo, di captare più soggetti positivi ed evitare, mettendoli in isolamento, che questi possano infettare i soggetti, insomma, fragili che sono ospiti di quella struttura. Credo che questo sia veramente un passaggio, insomma, molto importante che abbiamo portato avanti. Ma anche per i reparti ad alto rischio o solo per le RSA? Per i reparti ad alto rischio al momento abbiamo 7 giorni, però ci siamo sentiti con i colleghi sia delle terapie intensive che i colleghi delle malattie infettive, stiamo facendo una valutazione perché lì abbiamo dato indicazione che si possa fare anche una valutazione con il medico competente, una stratificazione del rischio. Quindi le strutture sono libere di poter interpretare anche un aumento della frequenza se questo viene ritenuto necessario. Quindi non ci sono dei paletti in quelle che sono le indicazioni di sanità pubblica, ma una valutazione che viene, soprattutto per quanto riguarda queste strutture, naturalmente fatta attraverso anche una stratificazione del rischio. Comunque si parla di test antigenici. Sia per Sì. ospiti che per personale? Gli ospiti sono ogni 20 giorni, mentre per quanto riguarda il personale 2 volte alla settimana. Questo perché effettivamente abbiamo visto che c'è una stretta correlazione fra le infezioni che si riscontrano negli operatori e quello che poi si determina nell'ospite. E dobbiamo anche considerare che abbiamo ancora attiva una operazione che avevamo iniziato tra fine marzo e primi di aprile nell'ambito delle strutture residenziali, che sono i cosiddetti piani di sanità pubblica. I piani di sanità pubblica sono dei piani ad hoc che i dipartimenti di prevenzione insieme a distretti sociosanitari hanno fatto per ogni singola struttura, andando a valutare qual era la situazione di ogni singola struttura ed individuare quelle, diciamo, soluzioni che portavano all'isolamento ai cosiddetti nuclei di isolamento, quindi alla possibilità di isolare i soggetti positivi rispetto ai soggetti sani nelle strutture dove materialmente era anche possibile formare anche delle aree distinte vere e proprie, ecco, in maniera, diciamo, utilizzando gli spazi. Quindi questa è la situazione. Un'altra differenza rispetto alle strutture residenziali per anziani l'abbiamo vista valutando la fase 1 e questa fase 3, diciamo, nei ricoveri ospedalieri. Abbiamo visto che sono un po' più bassi i ricoveri ospedalieri che riscontriamo negli ospiti adesso rispetto alla fase 1, di quasi il 3-4%. E quindi ha avuto anche un andamento diverso, mentre nella fase 1 abbiamo avuto un andamento molto di tipo esponenziale, adesso abbiamo visto un andamento, insomma, più graduale e anche lì notiamo una leggera flessione, quindi speriamo che veramente anche in questo caso, insomma, l'epidemia prenda una direzione che è diversa. E poi, non so, per quanto riguarda le cose vi ho detto, per l'area gialla naturalmente aspetteremo e poi, come diceva il Presidente, per ogni scenario e per ogni area di identificazione di rischio ci sono delle azioni che si dividono nei setting che ho detto prima. Noi le abbiamo valutate rispetto al documento e abbiamo visto che finora abbiamo portato avanti tutte quelle che erano le attività previste nella descrizione di questo scenario. Ciò significa che, come, diciamo, come si può dire, responsabilità decisionale, abbiamo fatto di tutto per portare avanti anche delle restrizioni in più con le ordinanze del Presidente per mantenerci all'interno di questo scenario. Però è chiaramente una partita che si fa, insomma, insieme con il comportamento di tutti. Allora, ho visto già un Tosato alzare il dito, Nuovo Terraglio, Giacomuzzo e chi verrà. Oppure ovviamente assessori a disposizione, se ben si intende. Tosato. No, l'assessore Lanzarin non pensi di cavarsela a buon mercato. No, battute a parte. No, io ho una domanda per la dottoressa Russo e poi due segnalazioni dei lettori, per gli assessori. Allora, la domanda per lei dottoressa è questa. Molte persone chiedono questo. Capita che una persona risulti positiva
e che dopo 21 giorni venga autorizzata non solo a uscire dall'isolamento ma anche a tornare al lavoro, perché si dice nel frattempo si è negativizzata, il virus ha perso intensità infettiva. Qual è il problema? Proprio persone, lettori che ci hanno scritto. Il problema è che molti luoghi di lavoro richiedono un certificato di avvenuta negatività, ma magari una persona è ancora positiva ma non è più contagiosa. Addirittura anche molte strutture mediche per l'accesso richiedono questo. Allora sti poveri diavoli dicono: ma noi come facciamo a fornire un certificato di avvenuta negatività nel momento in cui siamo ancora positivi, ma la stessa autorità sanitaria ci dice che non siamo più contagiosi? È un problema non banale, mi sembra. Grazie per questa domanda, perché ci permette insomma di chiarire un problema che si è sollevato proprio a livello nazionale. Allora, la circolare del Ministero prevede che nell'ambito della revisione dell'isolamento e della quarantena, prevede che se un soggetto rimane positivo per 21 giorni, al 21esimo giorno, risultando però asintomatico da almeno 3 giorni, al 21esimo giorno, anche se il test molecolare dovesse risultare positivo, il soggetto può essere dichiarato non più contagioso, quindi non negativizzato nel senso letterale del termine, ma non più contagioso. Questo significa che pur non avendo il test col segno con la scritta negativo, poiché sono passati 21 giorni e il soggetto negli ultimi giorni non ha presentato alcun sintomo, può tornare al lavoro, può tornare alla sua vita normale. Il problema qual è stato? Uno, che il DPCM, gli ultimi DPCM non si sono allineati con questa indicazione della circolare ministeriale. Pertanto molti datori di lavoro, e noi abbiamo avuto molte telefonate, ma tutte le regioni, hanno avuto questa discrepanza, per cui i datori di lavoro hanno interpretato giustamente il DPCM di valore superiore da un punto di vista legale rispetto a quello espresso in una circolare e quindi hanno bloccato i lavoratori e le persone insomma, che dovevano rientrare in comunità. Noi abbiamo fatto presente anche per iscritto questo tipo di discrepanza. Il Ministero, il capo di gabinetto, l'Istituto Superiore di Sanità, in un incontro che abbiamo fatto ad hoc dove sono state evidenziate anche queste problematiche, si è impegnato ad allineare il DPCM. Quindi in quel caso non verrà fatto un certificato che attesta una cosa che non è, cioè il fatto che il test sia negativo, ma che pur in presenza di un test che permane positivo, poiché sono passati 21 giorni dal momento in cui il soggetto è stato posto in isolamento, può considerarsi non contagioso e può rientrare in comunità. Quindi io spero che a giorni, se non è già arrivato ma devo controllare nell'ultimo DPCM, questo problema sia risolto. Ne abbiamo parlato anche ieri o l'altro ieri con i medici di medicina generale che giustamente avevano riscontrato anche loro questo tipo di incongruenza. Quindi è così. Grazie. Le 2 segnalazioni per l'assessore Lanzarin, una riguarda, io più volte cito questa categoria che mi sta un po' a cuore, insomma, le persone non vedenti. È in corso di distribuzione nell'ambito dell'iniziativa di cure domiciliari, è in corso la distribuzione dei saturimetri. Sì. Persone non vedenti chiedono questi benedetti saturimetri parlanti per ovvie ragioni, perché per loro sarebbe molto importante. Ce ne sono purtroppo diverse che sono positive, che sono in isolamento, dicono che, hanno ragione, che la spesa non è, no, non è hanno, di grande... hanno perfettamente ragione, segnaliamo ad Azienda Zero, ecco, se acquista qualche dispositivo di questo tipo, hanno ragione. Altra cosa, e poi concludo, qui mi rendo conto che, come dire, esorbita dai vostri poteri, dalle vostre competenze, però c'è un segmento che è quello delle SPA dei centri benessere. Loro sono stati chiusi. Anche qui si dice
magari nelle interlocuzioni periodiche con il governo fate presente che non si può fare di ogni erba un fascio. Ci sono strutture che sono strutture mega in cui effettivamente il rischio c'è. Ce ne sono di piccole che hanno investito in sicurezza e che garantiscono dal punto di vista della profilassi e vengono messe nello stesso calderone. Chiedono di non essere dimenticati, ecco, come tante altre categorie per la verità. No, ma sono arrivate anche delle segnalazioni e delle proposte da parte delle strutture, io le ho anche passate alla nostra prevenzione proprio per essere valutate. Noi abbiamo comunque perennemente il tavolo di coordinamento con le 5 regioni che si sono occupati di tutte le linee guida, di tutto il resto. Stiamo lavorando in questo momento sulla riapertura delle scuole, perché abbiamo avuto mandato di lavorare per il 7 di gennaio, quindi su linee guida che sono quelle che conosciamo, ma insomma per essere pronti anche da un punto di vista di prevenzione e quindi di contact tracing eccetera sulla riapertura delle scuole. Porremmo la tematica sicuramente anche di altre, possono essere anche tutto il discorso sportivo, insomma le palestre, le piscine, come tutto questo comparto, non c'è dubbio. Grazie. Allora, Moscati, Giacomuzzo, Pederiva per l'assessore Lanzari e Zambon. Marchiori. Sì, dottoressa Russo, mi scusi, volevo chiederle questo, riguardo ai tamponi, quelli diciamo fai da te. Molti segnalano questa lunghezza, no? Dice, la gente si domanda come mai per un vaccino, per creare un vaccino, sono stati bypassati un sacco cioè sono stati alleggeriti i tempi, ecco. Mentre per validare dei tamponi, che in fin dei conti appunto noi abbiamo visto anche questo dei tamponi nostri rapidi, per validare il loro risultato stiamo ancora discutendo. Ecco, questo era brevemente il concetto, grazie. Beh, allora, intanto i tempi dei vaccini non sono state saltate delle fasi. Le fasi, intanto è cominciato subito il processo di studio per avviare le varie fasi che caratterizzano, diciamo poi, che portano a tutta la documentazione necessaria, perché quindi non è che siano stati fatti degli sconti. Diciamo che la produzione nelle ultime fasi di valutazione del vaccino è andata in contemporanea rispetto agli studi che si stavano facendo. Si chiama, come dicono gli esperti, rischio d'impresa, cioè nel momento in cui si finisce tutta la sperimentazione si comincia anche a produrre, perché così nel momento in cui le agenzie regolatorie danno l'autorizzazione il vaccino è già pronto e non è necessario aspettare altro tempo perché questo possa essere fatto e possa essere messo in commercio. Poi c'è anche un altro elemento da considerare nella produzione dei vaccini, che intanto è una diciamo, ricerca che è stata fatta a livello mondiale. Pertanto diciamo, tutte le fasi di sperimentazione si sono fatte in diversi paesi europei ed extraeuropei. E quindi diciamo che gli studi e le prove di efficacia e di sicurezza sono stati raccolti su diversi target che sono stati portati avanti e questo ha accelerato il processo insomma, di raccolta dei dati necessari e poi anche perché fortunatamente disponiamo di mezzi diciamo, tecnologici che abbreviano rispetto al passato quelle che sono insomma, l'acquisizione di certi risultati. Per quanto riguarda i test rapidi è tutto un altro discorso, perché lì non abbiamo la necessità di raccogliere prove di efficacia e di sicurezza, perché questi test sono già stati validati nel loro utilizzo. Il problema, se così si può chiamare, diciamo che è lo scoglio che noi dobbiamo superare, è quello di avere l'autorizzazione ad inserirli in una strategia di sanità pubblica. Perché a differenza di un test che riguarda il singolo individuo, che può essere il test della glicemia o il test di gravidanza che riguarda solo me, l'autosomministrazione di un test come questo riguarda una malattia che interessa la comunità. Quindi se io introduco l'utilizzo di un test che sì riguarda la persona ma riguarda anche la comunità, devo avere una valutazione, quindi una concordanza rispetto agli altri test che mi dia la stessa sicurezza di risultato,
perché cambia se il soggetto è positivo o se il soggetto è negativo. E una cosa è con un test che viene fatto dall'operatore sanitario, interpretato dall'operatore sanitario, una cosa è l'affidabilità di un test che viene dato alla singola persona. Quindi quello che noi stiamo facendo è questo. Lo stiamo facendo su tutte le microbiologie, sulla maggior parte delle microbiologie della Regione. Abbiamo lo studio si sta facendo anche in Lombardia, anche in Friuli Venezia Giulia, stiamo aspettando anche la risposta dell'Emilia Romagna e anche forse di Trento, comunque una sorta di valutazione interregionale, perché questi dati di concordanza fra il test in autosomministrazione e il test tradizionale diano all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero quella sicurezza, quegli elementi che gli permettono di introdurlo, di utilizzarlo come strumento di sanità pubblica. È solo questa la differenza, ma sono cose completamente diverse rispetto a quelle invece di un vaccino che ha l'obiettivo di evitare che la malattia possa svilupparsi. Grazie, è stata chiarissima. La collega Giacomuzzo ringrazia, ma è dovuta scappare. Passiamo alla pederiva per l'assessore Lanzarin. Sì, nel senso che prima ho ascoltato quello che ha detto la dottoressa Russo a proposito dell'utilizzo dei test antigenici appunto nelle case di riposo per gli operatori e tra i sanitari, e mi è stato detto che appunto la tempistica è troppo ridotta, ogni 4 giorni, per consentire l'utilizzo dei molecolari. La domanda è politica per l'assessore Lanzarin, dal momento che si stanno moltiplicando gli interventi in tal senso di richiesta, invece di utilizzare per i sanitari, quindi le categorie maggiormente esposte al rischio, un tipo di controllo che dà maggiore specificità e sensibilità, insomma i termini che conoscete molto meglio di me. Quindi, ma la dottoressa Russo ha risposto che nel senso noi ci basiamo su quelli che sono oggi circolari che ci sono, su cui hanno consentito l'utilizzo di determinati test e quindi ne hanno decretato l'affidabilità. E riteniamo che anche una maggiore frequenza vada nella direzione proprio effettivamente di riuscire a trovare, scovare subito le persone positive e in molti casi asintomatiche, isolarli e quindi creare le condizioni perché non ci sia diffusione del virus. E la contestazione che viene opposta, mi riferisco a una interrogazione presentata poco fa dal PD in Consiglio regionale, ma anche a un intervento della eurodeputata sempre del PD Moretti, è che ci sono dei casi segnalati anche dalla stampa in questi giorni di singoli appunto medici, l'anestesista piuttosto che qualcun altro, che invece è risultato prima, come sappiamo, insomma, negativo e poi si è rivelato invece positivo solo con il molecolare, e viene detto a fronte di questo il rischio è comunque troppo alto di lasciar scappare tra virgolette un medico positivo che non sa di esserlo evidentemente in un reparto ad alto rischio. Quindi la domanda politica è appunto questa: a fronte anche di queste contestazioni rimane la valutazione che è comunque preferibile una strategia di controllo più frequente, quindi con test antigenico? Ho capito bene? Sì, oggi noi ci basiamo su quelle che sono le evidenze che sono emanate anche a livello nazionale, dalle circolari, le abbiamo già parlato, insomma, dalle circolari dell'Istituto Superiore di No, abbiamo avuto, come diceva prima l'assessore, alcuni comuni della provincia di Belluno che hanno avuto un aumento dell'incidenza e poi anche dell'Ursotto di Vicenza nella Valle dell'Agno. L'Agno famosa adesso è in diminuzione, però è stata insomma interessata molto. È anche, dobbiamo dire la verità, quella in continuità con Verona, quindi sono i comuni confinanti anche con la provincia di Verona. Cioè non facciamo nessun tipo, credo, di insomma diciamo così, insomma non ci esprimiamo su questo, però insomma ecco hanno un po' seguito questo andamento. D'accordo, grazie mille. Marchiori, poi se ci sono domande per l'assessore Bottacin, cominciate a prenotare. Sì, buongiorno, io in realtà ho una domanda per i due assessori, probabilmente insieme, dovrebbero provare a rispondermi. Allora, questa domanda riguarda i Covid hotel, perché mi sono già arrivate più segnalazioni, innanzitutto di persone che chiedono se sono attivi, insomma qual è la situazione, e molti sostengono che ci sia una lista
online che non corrisponde a quella della protezione civile. Ecco perché volevo l'assessore. Allora io parlo di quello che so io, non so la lista della protezione civile. La protezione civile non c'entra niente quella regionale, nel senso che loro hanno comunicato la protezione civile nazionale, ma noi non c'entriamo niente, quindi non so. Ok, quindi. Cioè non so cosa abbiano pubblicato online. Ok, grazie. No, allora sui Covid hotel c'è stata una ricerca tramite le aziende sanitarie, se vi ricordate le aziende sanitarie hanno individuato tramite le manifestazioni di interesse una lista, è sempre stato detto che quella lista era una lista che poi da lì pescavano ogni singola azienda in base alle necessità che aveva ogni singola azienda. Io non lo so sinceramente adesso come si stanno, cioè nel senso so che alcune aziende insomma hanno più necessità di altre, pochi comunque casi, non abbiamo una situazione come ho sentito in Emilia Romagna, in Lombardia eccetera, dove sono stati utilizzati invece in maniera molto forte, perché io ricordo sempre che noi abbiamo un setting assistenziale in cui abbiamo i posti ospedalieri di area non critica, malattie infettive, pneumologia, semi-intensiva, abbiamo le terapie intensive area non critica e poi abbiamo le strutture intermedie, in particolar caso gli ospedali di comunità che riescono a ricoverare e quindi a trattare quei pazienti che escono dall'area critica ma hanno ancora bisogno di un po' di assistenza. Quindi in molte situazioni in altre regioni invece i Covid hotel fungevano anche da un punto di vista insomma, di setting assistenziale di questo tipo, tant'è che avevano anche un'assistenza sanitaria all'interno delle strutture. C'erano dei casi segnalati da alcune aziende di invece necessità logistiche familiari per effettuare l'isolamento. In questi casi abbiamo detto alle singole aziende c'è questa possibilità, individuate la struttura, abbiamo già dato indicazioni alle singole USL poi di gestire in casa, quindi all'interno della propria USL, questa operazione, quindi dicendo ci sono delle persone, ne avete necessità, non ne avete necessità, contattatele, individuate quella struttura e poi in quella struttura appunto concordate con la proprietà e quant'altro. Quindi al momento i Covid hotel non sono, diciamo, non ci sono, cioè comunque non sono funzionanti? Ci sono, io so che ci sono alcune USL che hanno comunque fatto delle operazioni di questo tipo, hanno iniziato penso all'USL di Pedemontana, a Bassano, penso all'USL veneziana che lo ha fatto, quindi ce ne sono alcune che hanno utilizzato appunto questa possibilità perché avevano necessità di utilizzarla. Ok, niente, poi volevo solamente ringraziarla perché la signora che doveva fare quell'intervento le è stato fissato e quindi... Adesso io non, cioè nel senso probabilmente rientrava tra le persone che potevano fare gli interventi, insomma, nel senso che si sono presi un po' indietro, però man mano insomma, che riescono a fare interventi, se hanno interventi di un certo tipo o altri interventi o quelli programmati, stanno andando avanti in alcuni casi, quindi insomma poi dipende molto dalla situazione, quindi mi fa piacere. Grazie. Altre domande? No, solo una notizia perché intanto visto che parlavamo di case di riposo, stamattina si è tenuto, penso sia finito adesso, il tavolo tecnico per quanto riguarda appunto il problema del personale legato con i sindacati alle RSA. È stato un tavolo questa mattina di incontro e confronto sulle varie tematiche e poi capiremo nell'alveo in cui possiamo agire sia rispetto chiaramente, lo sappiamo, a una programmazione più a lungo termine, ma che sarà la programmazione insomma anche dopo il Covid, delle idee ne avevamo già, ma soprattutto ci stiamo concentrando nella programmazione invece contingente ed d'urgenza per cercare di andare incontro alle esigenze che voi sapete insomma di mancanza di persone all'interno delle RSA. Quindi adesso vedremo, insomma, io non ho partecipato questa mattina, era un tavolo tecnico appunto tra la direzione sanità, la direzione servizi sociali e le sigle sindacali. Vedremo cosa emerge e cosa riusciamo e possiamo fare. Bene, grazie e possiamo già anticipare a domani. Bene, grazie e possiamo già anticipare a domani.